13ª giornata del campionato di eccellenza Girone A, la capolista Licata riceve il Castellammare al Dino Liotta, torna in campo dopo lo stop forzato della scorsa settimana la squadra di Mister Mione, come di consueto in tutti i campi del calcio e dello sport nazionale. Minuto di silenzio per ricordare la figura di Nicola Pietrangeli, ma passiamo subito alla cronaca perché parte bene il Castellammare che su questo calcio d'angolo trova la testa di Riccardo Tarantino per il vantaggio fulmineo della formazione ospite, una situazione che sciocca inizialmente gli uomini guidati da Lillo Bonfatto, che per alcuni minuti non riescono a reagire a questo colpo a freddo, e infatti è ancora il Castellammare a sfiorare la palla del raddoppio con questo tentativo dalle retrovie di Musso che non trova la porta, poi prova a scuotersi la squadra gialloblu con questo destraccio dalla distanza di Luca Palmisano che non inquadra lo specchio della porta, cerca allora di scatenarsi la Piana con questa giocata sulla sinistra, il suo cross, il colpo di testa, la palla che sbatte sulla traversa, poi prova anche ad arrivare Micchi, subentrato all'infortunato Manfred, ma riesce a liberare la difesa del Castellammare, insiste la formazione di Bonfatto con questo cross di Arario, la palla arriva sul secondo palo, strozza il sinistro la Piana. La palla attraversa tutto lo specchio della porta, ancora il numero 10, questa volta va sul fondo, mette il mezzo col sinistro, va a deviare forse con una mano l'attaccante del Licata, l'azione continua sulla destra con Arario che propone il contropross, ancora la Piana, questa volta ci mette il guantone destro di Paola e la mette in calcio d'angolo, azione questa volta che si sviluppa sulla destra per il Licata, smanaccia in qualche modo Di Paola, poi Palmisano con il volo sotto la traversa, ancora di Paola, straordinario il portiere del Castellammare, ma insiste il Licata, questa volta con Arario che colpisce il palo, arriva Micchi che a porta vuota non può sbagliare, e il gol dell'1-1, il primo gol in maglia Licata alla prima partita davanti al suo nuovo pubblico per il numero 22 che poi corre al piccolo trotto sotto la curva dei suoi nuovi sostenitori, trova il pareggio il Licata, ma qui rischia addirittura sulla battuta direttamente dal calcio d'inizio, deve salvare Valenti su questa conclusione tentata da Caronia. Poi con le immagini passiamo al secondo tempo perché subito la zampata da parte di Calogero La Piana, il quale beffa la difesa del Castellammare, è rimasta troppo ferma, e allora 2-1 e rimonta completata per il Licata col numero 10 che va ad esultare sotto la curva dei tifosi di casa. Insiste la squadra di Bonfatto con questa azione sulla sinistra, ci prova Palmisano ma colpisce il palo a Di Paola abbattuto. Non sembra la giornata di Luca Palmisano, che però troverà modo più avanti di vendicarsi. Si accende anche Minacori appena tornata a Licata, appena entrati in campo. Il servizio per Micchi viene rovinato da quest'ultimo, ancora Minacori, questa volta col controllo a seguire con il piedone di Paola riesce ad evitare il gol del 3-1, gol del 3-1 che però arriverà poco più tardi perché c'è il calcio di punizione di Privitera, telecomandato per la testa di Porcaro che stacca tutto solo e la mette alle spalle di Paola, di fatto mette una seria ipoteca sulla partita e sulla vittoria il Licata, con Porcaro che va a ringraziare e ne ha ben donde l'autore dell'assist. Poi entra anche Esposito che mette in mezzo il pallone e questa volta Luca Palmisano non può proprio sbagliare, si sblocca dopo un paio di tentativi sfortunati il numero 8 del Licata che cala il poker, sigilla questo successo per la formazione di Bonfatto, anche se come stiamo per vedere in questa azione finale si addormenta Valenti che commette un erroraccio, e allora Noto, entrato dalla panchina, scarica indietro su Luca Frisella che dalla linea quasi laterale mette il gol del 4-2, magrissima consolazione per il Castellammare che aveva creduto inizialmente nell'impresa ma poi chiude perdendo 4-2 sul campo del Licata, che con questi 3 punti diventa campione d'inverno. Da Sportisiri è tutto, alla prossima!